In arrivo un'altra stangata. Da domani anche le famiglie trevigiane spenderanno mediamente in più in un anno 27 euro per la corrente elettrica e 22 euro per il gas metano. Il calendario non inganni, non si tratta di un pesce d'aprile, bensì degli aumenti certificati dall'Autorità per l'Energia, che annuncia di essere però riuscita a rinviare almeno a maggio un ulteriore rincaro dell'elettricità. Non è giusto far pagare alle famiglie, soprattutto alle famiglie più deboli, il costo di questa crisi e del risanamento della nostra economia. La gente è furiosa. Dico che se hanno bloccato retribuzioni, contratti e pensioni, dovrebbero bloccare anche il costo della vita. Spegnere tutto veramente. Già spengo tutte le luci, anche il coso rosso della televisione, tutto quanto, bisogna. Insomma, mi sembra che si divertino a aumentare tutti i prezzi. Adesso poi si addiziona IRPEF, dopo che c'era l'IMU. Ma bisogna che dicessi quello che dico, che avesse una banda di delinquenti. Secondo uno studio della Federconsumatori, l'aumento complessivo della tassazione nel 2012 comporterà per ciascun nucleo familiare la perdita di una tredicesima. Fra incrementi dell'IVA, applicazione dell'IMU, accise sulla benzina e addizionali varie, una batosta da 1.133 euro. Dura arrivare alla fine del mese. I primi 15 giorni va bene, dopo saltare sempre. Come si fa? Bisogna stare attenti a spendere perché se no non ci arriva. I beni voluttuari solitamente, insomma, si cerca di andare avanti, di risparmiare su quello. Gli alimentari in genere, cerco ovviamente di non risparmiare sulle cose che fanno meglio, però sicuramente sto attenta su altre cose, anche sul vestiario. I consumatori sollecitano l'intervento del governo. Bisogna combattere la speculazione e introdurre elementi di controllo severo sugli aumenti dei prezzi dei carburanti.